diciamo, sul palco nel mentre che salgono. Allora, il presidente e Alessio ci illustreranno di cosa si occupa l'Accademia Siciliana. È stato invitato dalla Consulta Giovanile per questi 3 giorni del Festival delle Radici. Facciamo un applauso. Il microfono. Allora, David. Buonasera, buonasera a tutti. Ho detto bene il nome, il cognome, hai visto? Ce l'abbiamo fatta. Allora, dimmi di che cosa si occupa questa Accademia Siciliana. Allora, intanto parliamo in siciliano, così Sì. potremo... un nostro obiettivo è quello di normalizzare l'utilizzo del siciliano. A Roncaniace capiamo tutto il siciliano, però ne scantavamo, ne affrontavamo a parlare lo siciliano. A Montemaggiore un po' meno, devo dire, Però già io vengo di Trapani, io vengo di Girgenti, e già teniamo c'è più difficile sta cosa. Ok, si sente l'accento. L'Accademia è un'associazione che nasce a fine del 2016 e il nostro obiettivo è promuovere l'uso del siciliano, con lo studio, l'attivismo e la ricerca. Ma io so, mi hanno detto che un vostro progetto, diciamo ormai penso nazionale se non internazionale, se volete dirlo voi, accenno io, dite voi, dillo, è importante. Facciamo con una collaborazione con Google che durava più o un anno e quest'anno c'è Google Translate che è in siciliano. La siciliana è diventata lingua anche su Google Translate. Della squadra della Simana Siciliano, vero Alessio? Spiegaci un po' cos'è. Si sente? Si sente. Ah, poi. Anzitutto come prima cosa voglio fare complimenti a tutti perché avete magari ancora tutti questi video per in siciliano con tutti questi spot, capite? Ma perché sembra una bella cosa quando ci iniziamo a fare cose in siciliano. Questa è tutta cosa vostra, di tutto. Di chi potremmo partire per parlare da settimana do siciliano perché proprio come voi siete ancora attaccati alla vostra cultura, ai vostri radici, alla vostra lingua, ci sono tante cristiane che si nero fuori, come vediamo sempre capo nei video, che si nero fuori altre bande d'Italia, si nero all'estero, che ancora però hanno qualche legame con la nostra terra, con la nostra lingua. E grazie a Settimana do Siciliano, un nace, facciamo matte, facciamo tanti progetti per valorizzare la lingua. Tante si possono insegnare meglio siciliano, possono insegnare a parlare, a scrivere, grazie ai nostri travagli. E chissà cosa più importante che facciamo, perché a settimana come progetto dell'Accademia serve a chissà, a valorizzare la lingua e fare capire a tutti che è una cosa importante, la nostra tradizione, la nostra lingua, perché è una cosa che è dentro la La natura. siciliano fu una pinzata di Nick. Di Nick, esatto, perché vi ha presentato, aveva già detto qualcosa. Voi conoscete pure Nick? Certo, lo facciamo un tempo. Io sono presidente della sezione italiana, Nico presidente della sezione americana dell'Accademia. Ma non lo sapevo. E abbiamo un nostro concittadino, quindi Ma già anche... avete un paesano famoso, Famosissimo. importante. Ancora allora un applauso a Nick, ci sono i parenti tra il pubblico, non so se hai già avuto modo di parlarci. Avete progetti per il futuro con le vostre... Allora, noi a Camora abbiamo un libro in pubblicazione per i piccirilli perché pensiamo che per portare avanti il siciliano si va a battere le piccirilli. Mancano libri per la scuola, mancano tante cose. E poi vabbè, stiamo facendo un sacco di progetti tecnologici, traduciamo Telegram, stiamo traducendo Firefox, Chrome, insomma... Siete ben avviati. Tantissime cose da fare. attive. Allora vi faccio ancora i complimenti per la vostra Grazie, grazie a Biagio e grazie alla continuate Consulta. a godervi la serata tutta in siciliano, Grazie. anche noi. Yeah, Spero certo. di rivedervi, vi invito da parte dell'amministrazione per le prossime occasioni. Va benissimo, allora grazie ancora, un applauso Grazie, a David grazie a Biagio, e ad grazie. Alessio Mistretta. Grazie. Allora, andiamo con...